consuetudine di tutti i giorni, una conferenza stampa. Oggi siamo a presentare, credo, due giocatori importanti per esperienza, per curriculum, anche per le caratteristiche che cercava il calcio Padova e io e il mister nella fattispecie. Sono due giocatori che hanno un curriculum che parla da solo. Mi permetto di dire che già dal primo allenamento ho visto le caratteristiche che questa squadra aveva bisogno, perché hanno veramente personalità, comandano la difesa, hanno caratteristiche che cercavamo. Uno è Nicolò Cherubin, l'altro è Sinisa, giusto? Sì. Andelkovic. E sono felice che siano arrivati, sono giocatori che ringrazio per aver sposato la causa del calcio Padova. Sappiamo tutti che abbiamo un compito difficile da raggiungere, da inseguire, ma il fatto stesso che abbiano accettato la nostra proposta ci rende comunque orgogliosi. Adesso lasciamo la parola a loro perché i protagonisti sono loro. Beh, niente, io innanzitutto volevo ringraziare il presidente, il direttore e il mister, perché comunque mi stanno dando veramente una grande opportunità, visto la situazione, insomma, mia precedente, e quindi sono molto felice di essere qui. Anche io sono molto felice di essere qui con compagni noi. Ringrazio il presidente, il direttore e il mister e spero di darti tutto il possibile per uscire di questo. Beh, insomma è già qualche giorno che vi pochissimi allenamenti, insomma, con quelli che avete fatto, il mister come vi ha accolto, cosa vi ha detto? Già il primo giorno abbiamo iniziato a lavorare, quello che è importante per prima partita, e iniziare subito positivo. Beh, io il mister lo conosco già dai tempi di Bologna e quindi non è cambiato, è sempre il solito mister. E niente, la prima impressione è stata ovviamente positiva. Infatti mi sorprende che questa squadra purtroppo è ultima in classifica. Vedo che la squadra reagisce bene, anche nell'allenamento ieri c'è stato un ottimo approccio a mio avviso, e quindi prepariamoci bene. Ovviamente adesso c'è già l'amichevole con l'Udinese, che è sicuramente un bel test per noi, e poi ovviamente ci dobbiamo preparare bene per la partita di Verona. Io volevo chiederti, Nicolò, come stai, perché poi non hai giocato in questa prima parte di stagione, però più per una scelta tecnica. Come stai, quando credi di poter più o meno tornare su buoni livelli di forma, visto che comunque 5 mesi senza giocare sono parecchi? Sì, come ben sapete, appunto a Verona ero fuori lista, però mi sono sempre allenato con la squadra e quindi fisicamente sto bene. Ovviamente mi manca il ritmo partita, quello è ovvio, e solamente giocando riuscirò ad acquistarlo. E niente che dire, sono carico, ho grande voglia di rimettermi in gioco. Penso che questa opportunità qua per me è importante, ho voglia di dare ancora tanto al calcio, perché penso anche di meritarmelo, e quindi penso che sia tutti i presupposti per far bene. Nicolò, tu avevi avuto un infortunio serio 2 anni fa, forse. Quanto tempo è passato da quella volta? Sì, gli ultimi 2 anni sono stati particolari per te, anche con il discorso di Ascoli, che hai avuto anche infortuni anche là, piccoli acciacchi, dopo il grave infortunio al ginocchio, no? Sì, mi sono fatto male nel novembre del 2016 e poi ho avuto l'operazione nel febbraio 2017 e purtroppo è stato un infortunio un po' lungo, però fortunatamente adesso è alle spalle e, come hai detto te, ho avuto quella parentesi a Ascoli dove sono riuscito a fare 10 presenze. Sono arrivato lì che ovviamente fisicamente non stavo ancora al meglio, però insomma siamo riusciti a salvarci in una situazione abbastanza complicata, e quindi niente, adesso sono felice, ripeto, di essere qui e di far vedere, insomma, che Cherubin è ancora forte.
quest'estate ci siamo visti in ritiro lì a Mezzano, no? Già là si parlava di una tua possibile partenza. Come mai alla fine poi in estate non sei andato via? C'era il problema di liberarti dal Verona oppure non c'è stata la possibilità? Cioè, No, io sinceramente volevo giocarmi le mie chance, perché a mio avviso insomma potevo giocarmela alla grande. Purtroppo poi la società e il mister insomma hanno deciso di fare questa scelta qui e poi sinceramente non c'erano offerte che mi stuzzicavano e ho preferito rimanere lì. Sono rimasto lì e comunque con l'obiettivo di farmi trovare pronto appunto in questa sessione di mercato qui. Mi sono allenato sempre forte e quindi appunto penso solo che ho grande bisogno di giocare in questo momento qui per ritrovarmi insomma la condizione fisica più che altro. Con il Verona l'addio è stato un po' burrascoso o alla fine avete un po' chiarito la situazione? Ma guarda, adesso sarebbe non semplice per me parlare male di qua e di là, ma mi ritengo comunque una persona abbastanza intelligente per non farti più discorsi strani e quindi preferisco giocare sul campo e dimostrare il mio valore lì, che è la cosa che conta di più. Tornando proprio sul calcio giocato, sul campo, ieri ho visto l'allenamento e te, se non sbaglio, sei stato schierato nella difesa 3 a sinistra e invece Sinisa a destra. Volevo sapere se avete nella difesa 3 un ruolo che magari vi è più congeniale anche a seconda del proprio piede preferito, oppure se in qualsiasi posizione veniate messi. No, io quando con la difesa 3 ho giocato quasi sempre centro-sinistra e quindi penso che quello sia il mio ruolo. Sinisa? Anche io tanti anni ho giocato centrodestra, quindi è il mio ruolo che giocavo tanti anni. Però Bisoli ha detto che ti vede molto bene come centrale, anche per la tua capacità insomma di gestire palla, la tua tranquillità. È un ruolo che puoi fare bene centrale di una difesa 3. Sì, poi vediamo col mister, è il mister che decide quello che è il nostro ruolo, però vediamo con lui, col mister che sceglie lui. A Venezia giocavi più sul centrodestra? Sì, anche centrale, però. Volevo chiederti invece com'è nato invece il tuo addio al Venezia, perché l'anno scorso hai giocato molto, quest'anno giusto con il cambio di allenatore hai giocato un po' meno, cosa è successo? Io dico così, è scelta di mister, poi io ringrazio la Venezia per tutto l'anno e mezzo che sono stato lì, niente, nel calcio è così, sceglie il mister, io per ora è questo passato, io sono felice per essere qui, ho voglia come Cherubin di darmi tutto massimo e spero di dare tutto questo. Senti Sinisa, l'anno scorso io ho visto la tua stagione tutta, secondo me hai fatto una grandissima stagione ed eri punto fermo della squadra, no? Quest'anno sei partito sempre titolare, comunque ti ha sempre schierato Vecchi, ti ho visto un po' meno bene, secondo te era un problema mentale oppure coinvolgeva tutta la squadra, cioè nel senso quell'inizio un po' difficile che avete avuto, perché poi sei stato schierato a Zenga 2 volte, nelle 2 partite che hai giocato benissimo secondo me. Sì, io guardo così, come tutti i calciatori, viene periodo male, poi bene, poi sono state partite un po' sfortunate, non è così grave come ho visto io, però nel calcio è così. Io, come ho detto, questo è passato e ho voglia di darmi tutto qui per riprendere di nuovo. Col Venezia come ti sei lasciato? Col mister, con la società? Bene, con sì. Tutti sono... Ne parlavano sempre bene tutti di te, anche società, stesso Zenga, cioè, insomma non è stato un addio burrascoso, cioè nel senso... No, io ringrazio a tutti, poi nel calcio è così. No, io appunto, visto che poi negli ultimi anni hai sempre giocato ad alti livelli, anche a Palermo, no? Poi in Venezia l'anno scorso, come... perché ti devi calare in una realtà un po' diversa, visto che quest'anno insomma la squadra purtroppo è ultima in questo momento. Io sono arrivato a Venezia perché era con un direttore sportivo Perinetti un bel progetto che ho visto io e ho dato tutto al massimo, poi un anno e mezzo bello, però ora sono qui e penso solo qui a Padova. Ecco, no, ma volevo proprio capire con quale mentalità, cioè voglio dire, immagino che sia arrivato con la mentalità giusta, no? Sapendo che comunque ci sarà da soffrire, da lottare, insomma. Sì, lo so, sono abituato con tutte le squadre, anche a Palermo. Era
ma sempre come una guerra per dare tutto al massimo, e quindi sono qui pronto per dare tutto. Ieri oltretutto hai iniziato l'allenamento, hai fatto già un gol di tacco, abbiamo visto, quindi un bel gol. Ieri abbiamo visto anche Michel Morganella, hai giocato con lui, lo ritrovi, che tipo di giocatore è? Immagino tu sia contento di poter giocare nuovamente con lui. Sono contento per tutto il gruppo nuovo e anche per Michel, che conoscevo da tanti anni a Palermo, e sono contento di tutto. Quale dovrà essere, lo chiedo a tutti e due, un po' il segreto, no? Perché poi il campionato sta cambiando tanto, andranno via tanti giocatori, tanti oltre a voi ne stanno arrivando, ne arriveranno ancora. Quello è un po' il segreto. Fino a mezz'ora fa ci ha detto che è, insomma, no, dai, a parte questo, no, quale dovrà essere un po' il segreto per riuscire poi a centrare l'obiettivo? Mi sta già detto la società che intanto il quart'ultimo posto, garantirsi il quart'ultimo posto, poi insomma, provare anche la salvezza diretta. Però. Ma sicuramente quello che voglio far capire a tutti è che non sarà Cherubin o Andelkovic che viene qui a risolvere la problematica, ma ci deve essere un gruppo che comunque ho potuto vedere che è abbastanza intelligente da capire la situazione attuale. E quindi il gruppo deve maturare sotto questo aspetto qui. Ho visto un po' di partite e devo dire insomma che c'è stata sotto questo aspetto qua magari anche un po' di inesperienza magari durante le partite, e noi dovremmo essere bravi a limitare questo tipo di situazione qua. E adesso ovviamente dovremmo lavorare sul campo, che è la cosa che conosco, è la ricetta migliore per uscire da queste situazioni qua. Poi il resto dovremo solamente trovarci noi come gruppo e sicuramente riusciremo ovviamente a tirarci fuori da questa situazione. Per te poi la partita d'esordio con Verona magari avrà un sapore? Sì, ma neanche più di tanto, Il mio obiettivo è ritrovarmi proprio fisicamente e mentalmente, visto che è da un po' di tempo che non gioco, però farò in fretta, ne sono sicuro. Sì, perché poi prima Verona, poi Venezia, quindi subito trovate... Sì, io dico così che è importante la prima partita, partire bene, e poi anche io come Rubin, io guardo così, calcio così, oggi sei qui, poi di là, e noi dobbiamo dare tutti insieme, la società lavora con il direttore, fanno mercato, e poi noi dobbiamo essere il gruppo in campo, tutti uniti, e dare il massimo possibile per fare questo che è il nostro obiettivo. Sinisa, i tifosi a Venezia compatti hanno espresso dispiacere per la tua partenza, cioè vedendo i commenti erano tutti sullo stesso segno, quindi hai lasciato qualcosa di importante là. Io ringrazio i tifosi, sono stato sempre bene con loro, come tutta la squadra, e poi niente, ci vediamo fra poco. Campo lì. Io ho una curiosità, tua moglie è padovana? Veneziana. Ah, scusa. Veneziana. No, perché mi sembrava di ricordare che sei padovana. E dove vivi? In centro, Padova. Ah, speravo. Sì. Ok. Ma vivi città che si è trasferito adesso? Perché da... No, No, ho sempre avuto casa qui a Padova. Infatti era per quello che È da un po' di anni. Padovana, per No, quello che no. essere tifosa del Padova. No. Evidentemente. E quindi Il calcio non gli è mai piaciuto, quindi. possiamo dire che sei tornato a casa? Sì. No, ma infatti anche sotto questo aspetto qui sono felice. Poi hai firmato fino al 2020 con un'opzione ulteriore. Esatto. Per cui credo che con la società abbiate parlato anche di un progetto futuro, fermo restando che la base è la salvezza. Ma sinceramente neanche più di tanto, nel senso che dobbiamo cercare di salvarci quest'anno, poi dopo si potranno affrontare altri tipi di discorsi, ma la salvezza è la base di tutto, ovviamente. E anche Sinisa 1 anno e mezzo, giusto, di contratto? Sì. Cioè, voglio dire, non sei di passaggio, ecco. Sono contento per tutto questo progetto, e voglio dare il massimo, come ha detto Cherubin, che il nostro obiettivo primo è poi dare la prossimo anno ancora di più. Ok.